l'ultimo strappo, venerdì sera, l'ultimo chilometro, l'ultimo sforzo, però poi sabato mattina ti svegli al mare, l'ultimo sacrificio per poi godere. E allora arrivi al mare e secondo te sto male, il giardiniere, lo svaldo nazionale, non quello che gioca nella Roma, quello che c'ha il vivaio qua, t'ha messo tutti i fiori e secondo te sto male. Un amico con ironia, ma pure il giardiniere, presidente, e te credo. Condividere è meglio che non dividere. E allora, se stiamo bene tutti, stiamo meglio. Fammo girare il frusciante, il circolante, ognuno per quello che può. Sono 4 fiori e vengo al mare e passo tempo con i figli e mi riposo e vado a comprare la frutta e vado a comprare il pane e voglio toccare con mano il frutto del mio lavoro. Come? Con qualcuno che si occupa di me, mettendomi i fiori, facendoli girare sti 4 spicci. Condividere è meglio che non dividere. La generosità è la soluzione, perché mettiamo in campo il nostro 99%, diamo quello che possiamo, senza retropensieri, e poi il meglio, il bello, verrà da solo. Mettiamo in campo il 99%. Egoismo, massima espressione dell'altruismo. Il piacere di qualcuno che mette in pratica per te il frutto del tuo lavoro. Un vizio. E se il mio vizio è un giardino fiorito, secondo te sto male? Poi un giorno fa manca la pizza. E il protagonista sta a scuottare e mo vado a comprare i limoni. Condividere è meglio che non dividere. Se stiamo bene tutti, stiamo meglio. Viva la vita!